Buon pomeriggio e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura un incidente mortale avvenuto la scorsa sera a Villa Grazia di Carini, siamo in provincia di Palermo. Sulla strada statale 113 un'auto e una moto Ape si sono scontrate nelle vicinanze di Serra Cardillo. Nello scontro è morto un uomo di 90 anni di Carini. I carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti per effettuare i rilievi. Al momento le indagini sono ancora in corso per stabilire la dinamica di quanto accaduto e risalire ad elementi utili per fare maggiore chiarezza sull'episodio. Nonostante l'arrivo sul posto dei sanitari del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Federconsumatori Sicilia continua a monitorare i prezzi dei biglietti aerei da e per gli aeroporti siciliani in vista delle festività pasquali 2023. L'indagine sui prezzi condotta il 7 marzo scorso conferma la necessità di rendere operativo al più presto l'osservatorio regionale permanente per il trasporto aereo. Federconsumatori consiglia a chi ha necessità di acquistare un volo per Pasqua di verificare più volte al giorno sia la disponibilità sia le compagnie aeree con tutti i prezzi. La sera, ad esempio, potrebbe essere disponibile un volo più economico rispetto a quello della mattina. Confisca di 7 serbatoi contenenti circa 17.000 litri di gasolio destinato all'autotrazione. Il valore del carburante sequestrato supera i 30.000 euro ed era destinato a 5 distributori della provincia siracusana. 6 persone sono state segnalate alla procura per frode nell'esercizio del commercio. La campagna di controlli sulla qualità dei carburanti si è concentrata sulla miscelazione illegale di prodotti energetici in 42 distributori stradali. Le autorità hanno effettuato dei campionamenti in collaborazione con il laboratorio mobile dell'Agenzia Dogane e del laboratorio chimico di Catania. E in chiusura ci spostiamo proprio a Catania, dove la notte scorsa ha avuto luogo l'ennesimo caso di violenza alla discoteca della Vecchia Dogana, situata nei pressi del porto etneo. Poco dopo mezzanotte un gruppo di ragazzi ha iniziato ad aggredire alcuni addetti al bancone del bar perché sembra pretendessero cocktail gratuiti. La rissa ha causato il lancio di alcune bottiglie di vetro su pellettili e pezzi di arredamento, causando feriti, tra cui un barista. La polizia è intervenuta sul posto con l'invio di alcune volanti. Gli agenti stanno attualmente visionando le immagini del sistema di videosorveglianza per ricostruire bene gli attimi di quanto accaduto. Le indagini sono ancora in corso, il locale pare sia stato completamente devastato. Ed è tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti nel TG Flash delle 18. Grazie per averci seguito, a più tardi.